Prosegue la carrellata di Veneto Agricoltura sulla congiuntura 2021 del comparto agroalimentare veneto. Quest'oggi prendiamo in considerazione le fruttifere, ovvero le piante arboree, per le quali non mi pare che la stagione, che l'annata 2021 sia andata troppo bene. Sì, infatti praticamente ci sono tanti segni negativi per le colture legnose nell'ultimo anno, in quanto ad inizio d'aprile le gelate tardive che sono arrivate hanno preso molte colture nella fase di fioritura, quindi praticamente hanno fatto sì che la produzione si sia decimata nel corso dell'anno. Vediamo un po' di dati partendo magari dalle superfici. Sì, la superficie totale della frutta fresca in Veneto nell'ultimo anno si è attestata intorno alle 16.000 ettari, con un calo del meno 1,2%, mentre la superficie di tutte le legnose, comprensiva anche dell'oliva e della vite, arriva a 117.500 ettari. In questo caso c'è un aumento leggero dello 0,7%. Ecco, abbiamo detto che non è andata troppo bene, passiamo un po' alla produzione magari delle principali colture. Sì, allora per quanto riguarda il melo, che è la coltura principale delle arboree in Veneto, che rappresenta il 36% circa delle superfici, e in questo caso nell'ultimo anno si è prodotto il melo per 178.000 circa quintali, e rappresenta quasi il 78% sul totale della produzione di frutta fresca in Veneto. La produzione in questo caso è calata del 39,4%, ma ci sono fruttifere che vedono dei cali ancora maggiori, come il pelo che è calato dell'85,4%, le pesche e le nettarine addirittura del 77,4%. E per quanto invece riguarda il fatturato? Il fatturato per quanto riguarda la frutta fresca è di circa 204 milioni di euro ed è in calo del 16,8%. Calo dovuto in maggior parte al calo netto del pero, quantificabile nel 73%, del pesca nettarina dell'83,8%, però il fatturato complessivo di tutte le legnose, quindi comprensiva anche dell'oliva e della vite, arriva a 1,3 miliardi di euro e in questo caso il calo generale è del 16,2%. Infine vediamo i prezzi. I prezzi, visto che i prodotti arrivati sui banchi dei mercati sono stati quantitativi inferiori, c'è stato un generale livellamento verso l'alto dei prezzi. Infatti per il pero abbiamo un più 14,6%, per l'actinidia, quindi per i kiwi del 12,8%. Altre colture sono abbastanza stabili, come il melo che segna un più 1,3%, o le pesche nettarine un meno 1%. Il ciliegio in particolare è in territorio negativo per il 26,6%, in quanto oltre al calo della produzione delle ciliegie si è avuto nella fase finale della maturazione lo spacco dei frutti che ne ha deprezzato il valore.